discesa e calo costante da 29 giorni il Veneto verso la riclassificazione nell'attesa zona gialla. Il piano sanitario prevede il ritorno dei tamponi per alunni e professori in caso di positività a scuola. Nel frattempo l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie individua 11 variazioni del virus in Veneto da novembre ad oggi. Non ci sono le temute brasiliana e sudafricana, ma altre 4 da monitorare con attenzione. Maxi frode fiscale scoperta dalla Finanza e Procura di Venezia, indagate 35 aziende e 46 persone, sequestrati beni per 16 milioni di euro. Domani l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte d'Appello di Venezia, che Antena 3 seguirà in diretta. Tra i dati più eclatanti l'effetto Covid sui processi penali, 96% dei provvedimenti saltati nella prima fase. L'ira delle imprese, l'attacco del consigliere regionale Villanova dopo le anticipazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il turismo in crisi, ma ci sono segnali di ripartenza e questa è la tendenza registrata dall'Osservatorio Turistico della Regione, che oggi ha lanciato una nuova piattaforma. PM10, nonostante il lockdown, il 2020 ha fatto registrare sforamenti dei limiti in 35 capoluoghi di provincia italiani, ben 5 in Veneto, Maglia Nera, Venezia e Padova, il rapporto di Lega Ambiente. A Milano, solidarietà ad un anziano che senza soldi aveva rubato delle barrette di cioccolato al discount per regalarle ai nipoti. Il market non sporge denuncia e i carabinieri pagano il conto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'andamento dei contagi con l'ultimo bollettino diffuso dall'azienda Zero. Cala il numero dei contagiati, sono 760 i nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, ma continua a restare alto il numero dei deceduti. Da ieri sera altre 71 persone hanno perso la vita a causa del Covid. Sono 2006 le persone ricoverate in area non critica, 16 in meno rispetto a ieri, mentre 261 sono ricoverati in terapia intensiva, meno 18 rispetto a ieri. La provincia che cresce di più come positivi è Venezia, con 204 nuovi casi, 97 a Treviso, 17 i morti a Venezia, 13 a Treviso, 3 a Belluno. Veneto dunque verso la zona gialla e da lunedì riaprono le scuole. Si attendono naturalmente le decisioni del Ministero della Salute, ma il Veneto ci spera. Intanto l'Istituto Zooprofilattico ha individuato 11 tipi di varianti di Covid-19, ma sentiamo il punto del governatore Zaia. Il Veneto si dirige verso la zona gialla. Ne ha parlato il presidente Zaia nel corso del punto stampa quotidiano. Abbiamo 29 giorni di calo, e oggi è giorno 29, no? 29 giorni di calo, cioè il calo è un calo importante, peraltro anche repentino se lo vogliamo vedere bene nello specifico. E anche inspiegabile se volete da un certo punto di vista. La speranza è quella di contenere i contagi. Il cambio di fascia scatterà da lunedì. Da lunedì. Da lunedì, bene. E lei avrebbe in programma delle ordinanze regolatorie, non necessariamente restrittive, oppure... No, ci adeguiamo a quello che è stato, come è sempre stato, alla zona che ci viene attribuita. Polemica sulla mappa europea che inizialmente ha collocato il Veneto nella zona rosso scuro. L'Europa ieri sera ha modificato ancora la sua posizione sul Veneto, siamo passati da rosso scuro a rosso e poi una bella cartina che siamo in verde perché abbiamo un tasso di incidenza inferiore al 4% e quindi siamo una delle poche regioni europee con la colorazione verde. L'Europa, se vuole intervenire con provvedimenti restrittivi, diciamo europei, deve prima rassicurare tutti del fatto che il linguaggio sia comune nella lettura dei dati e soprattutto nel prelievo, nel rilevare i dati. E a proposito di dati, l'Istituto Zooprofilattico ha individuato 11 varianti di virus Covid-19 in Veneto da novembre a oggi. 4 di queste sono da monitorare con attenzione perché destano maggiore preoccupazione. Nessuno dei campioni analizzati finora però appartiene alla variante sudafricana o brasiliana. Zaia poi torna ad affrontare il tema scuola. Lunedì si parte come previsto dai tavoli di prefettizi con queste 3 settimane al 50%. Vi confermo che c'è, come vi ho detto ieri, un'indagine epidemiologica che vogliamo portare avanti con il professor Baldo dell'Università di Padova, che è un'indagine ovviamente che vuole valutare il grado di circolazione e il livello di circolazione del virus. Dall'altro ovviamente faremo anche
come già previsto, con una modifica del piano di sanità pubblica, un adeguamento del piano di sanità pubblica rispetto al tema tamponi nelle scuole, visto considerato che con tutta probabilità si tornerà al fatto che alla presenza del positivo non si va in quarantena, ma si fa il tampone a tutta la classe del positivo. E, insomma, è un piano che si adegua alla percentuale di incidenza del virus. E a proposito di scuola, c'è stata oggi una nuova protesta davanti alla sede della Protezione Civile a Marghera, genitori e studenti che chiedono la didattica in presenza alle superiori al 100%. Tutti ci auguriamo e tutte si rientri anche al 100%. Nonostante il governatore abbia deciso di riaprire le scuole secondarie da lunedì, oggi genitori e studenti si sono ritrovati per la terza settimana davanti alla sede della Protezione Civile a Marghera per avanzare richieste precise, in primis la presenza al 100% in classe. Siamo tornati qui per chiedere non solo che le scuole vengano riaperte, ma che si faccia di tutto poi per garantire la continuità in presenza delle scuole. Ieri Zaia ha annunciato uno screening all'interno di alcuni distretti. Chiediamo però che sia uno screening vero, di prevenzione, non su alcuni distretti volto solo a capire l'andamento del contagio. Partiamo con uno screening vero anche a campione, ma su tutti gli istituti scolastici, e utilizziamo quei dati per capire come si diffonde il contagio all'interno della scuola. È necessario appunto dare un segnale che la scuola venga messa al centro, anche in Regione Veneto, a differenza di quello che è stato finora. Rientro al 50% vuol dire che non c'è stato nessun cambiamento di rotta rispetto a quello che si era fatto per il 7 gennaio piuttosto che a settembre. Il rientro a scuola deve essere al 100%, deve esserci un reale diritto allo studio per tutte e tutti, e ciò non può accadere finché si continua a cercare di dividere le classi, le scuole. I manifestanti poi puntano nuovamente il dito sulla gestione dei trasporti. Ci aspettavamo era che in parte si provasse ad azzardare anche un miglioramento strutturale del servizio, si facessero dei bandi nuovi per mezzi e autisti, perché sappiamo benissimo che il problema dei trasporti è un problema strutturale ancora prima del Covid, e anche su questo bisogna lavorare. E poco fa la Regione ha diffuso anche il dato relativo alle vaccinazioni. Nel Veneto sono 49.246 le persone che nella nostra Regione hanno completato il ciclo vaccinale con la somministrazione anche del richiamo. Ed ora parliamo di farmaci anti-Covid per i pazienti curati a domicilio, il protocollo della Regione Veneto. Sentiamo. Terapie per i pazienti Covid curati a domicilio. Quali farmaci utilizzare? Dall'inizio della pandemia molto si è discusso sull'efficacia o meno di alcuni medicinali. Ospite all'appuntamento quotidiano del governatore Zaia, la dottoressa Giovanna Scroccaro ha fatto il punto sul protocollo regionale distribuito ai medici di medicina generale e delle USCA. I capisaldi del nostro protocollo sono l'utilizzo nel paziente che ha pochi sintomi e che è ricoverato e che è a casa, intanto di antinfiammatori. L'altro farmaco inserito nel protocollo è il cortisone. Anche di questo si è parlato molto, cortisone sì o cortisone no. Gli studi dicono che serve, molto utile quando siamo in uno stato più compromesso. Abbiamo dato poi l'indicazione di utilizzare l'eparine a basso peso molecolare quando il paziente è a casa, non si muove, è immobilizzato, per prevenire la trombosi. Abbiamo dato la forte indicazione, che è la più importante, di utilizzare l'ossigenoterapia, e abbiamo dato anche delle indicazioni sull'utilizzo degli antibiotici. Circa l'adozione di altri protocolli come quello del medico sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Zumschi, questo è il parere degli esperti della Regione. È un protocollo abbastanza aggressivo perché inizia anche in pazienti che hanno pochi sintomi con tutta la gamma di farmaci che io prima vi ho detto, e con altri anche, ma senza avere una gravità del caso. E sul discusso utilizzo dell'idrossiclorochina la dottoressa Scroccaro precisa che si tratta di un farmaco non autorizzato dall'Italia. Ora, sull'idrossiclorochina le evidenze scientifiche sono tante, alcune pro, alcune contro. Sono più solide quelle che sono contro. Circa i nuovi farmaci anti-Covid sono in arrivo gli anticorpi monoclonali diventati famosi dopo essere stati somministrati a Donald Trump. Autorizzati negli Stati Uniti, sono in attesa dell'approvazione europea. Al bando promosso dall'AIFA partecipa anche l'Università di Verona.
questi farmaci, gli anticorpi monoclonali che si stanno studiando, sembrerebbero efficaci se somministrati nei pazienti meno gravi, quindi potrebbero trovare applicazione nei pazienti a domicilio. Con il prossimo servizio vi mostriamo ora il centro vaccinale di Padova allestito all'interno del padiglione 6 della fiera. È uno dei 6 che serviranno a vaccinare tutta la provincia euganea. Spazi grandi, un percorso che non prevede mai incroci tra chi entra e chi esce. Ecco le immagini del padiglione 6 della Fiera di Padova, allestito e pronto a diventare il più grande punto vaccinale contro il Covid del Nord-Est. Se i programmi verranno rispettati e arriveranno le dosi di vaccino, si comincerà il 15 febbraio con la somministrazione delle dosi agli over 80. Si entrerà solo con il foglio d'appuntamento. Ci sono 100 posti per l'attesa prima dell'accesso agli ambulatori, 4 sono stati adibiti per le persone con disabilità. Vi mostriamo come ci si comporterà all'interno di uno degli ambulatori allestiti qui in fiera. Si entra, qui ci sarà il medico per l'anamnesi e poi la persona da vaccinare verrà portata qui dove effettuerà materialmente il vaccino. Una volta conclusa la somministrazione si sosterrà per 15 minuti nella parte del monitoraggio e poi si potrà uscire nuovamente nell'ampio parcheggio. L'USL 6 sta preparando in questi giorni le lettere da inviare agli anziani. Si partirà con la classe 1941, circa 7.000 persone in tutta la provincia, poi a scendere con quelli nati prima di quell'anno, in totale circa 65.000 anziani. Viene chiamata attiva nel senso che ci sarà via lettera e qualche giorno prima dell'appuntamento viene mandato un SMS dove abbiamo i numeri cellulari per ricordare la data della vaccinazione. Verrà naturalmente pubblicata sul sito tutti i media che possono in qualche modo essere accessibili alle persone e soprattutto in questi casi ai familiari delle persone, perché avendo una classe di età un pochino avanzata non tutti sono abbastanza tecnologici da arrangiarsi. L'anziano non completamente autosufficiente potrà essere accompagnato da un familiare, ma ci sarà anche personale della Croce Rossa e Croce Verde a disposizione per facilitare le procedure. Si stima che a regime nel padiglione 6 vengano vaccinate 1.000 persone al giorno, 3.500 in totale con gli altri 5 centri vaccinali della provincia. Per non sprecare dosi e tempo è necessario che vengano gestiti al meglio gli arrivi e che tutti si presentino all'appuntamento. Una disdetta dell'ultimo momento potrebbe causare uno spreco di dosi. Il vaccino arriva e viene mantenuto a meno 80 gradi, poi viene scongelato nella quantità che sappiamo essere necessaria. Dal momento in cui, e può durare 5 giorni in questa modalità, dal momento in cui però viene diluito e si fanno le famose 6 fiale, le 6 fiale se non vengono usate devono essere eliminate. Quindi è fondamentale per noi avere la certezza che chi dice di venire venga e trovare un sistema per il quale comunque la dose vaccinale venga garantita. La cronaca, ora frode per il pagamento dei contributi, indagate 46 persone, sequestrate 16 milioni di euro. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Venezia. Oltre 200 finanzieri hanno dato esecuzione a un centinaio di perquisizioni finalizzate al sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per oltre 16 milioni di euro nei confronti di 35 aziende e 46 persone coinvolte in una vasta frode fiscale e contributiva. Tutto è partito da una segnalazione dell'INPS. Ha trovato delle irregolarità nei confronti di una società del San Donatese operante nel settore dei montaggi, degli allestimenti per fiere, negozi e arredo d'ufficio. Le indagini hanno permesso di scoprire l'esistenza di un'articolata associazione per delinquere, attiva soprattutto in Veneto e in provincia di Lecce, finalizzata alla perpetrazione di gravi e ripetuti reati fiscali e societari che hanno portato anche al fallimento di un'azienda. Un fenomeno particolarmente penetrante e illecito nel quale questa società, avvalendosi di altre società cartiere che prestavano la manodopera per effettuare questi lavori, evadeva di fatto sostanzialmente l'IVA e i contributi previdenziali relativi a questi lavoratori. Così facendo aveva un grosso vantaggio competitivo
nei confronti delle altre imprese che venivano spiazzate dal mercato perché non riuscivano a far fronte ai prezzi concorrenziali di questa azienda che appunto poteva giovarsi dell'evasione fiscale e dell'evasione contributiva. Perquisizioni nelle province di Venezia con 15 indagati, Treviso con 8 indagati di cui 4 professionisti, Padova e Vicenza con un indagato, Milano, Bergamo, Brescia, Trento, Udine, Roma, Latina, Lecce e Trapani. E c'è un aggiornamento, un'ultima ora relativamente al colore della regione. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà stasera le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Il Veneto sarà in area gialla, in area arancione saranno le regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla, è quanto si apprende da fonti interne al Ministero della Salute, quindi il Veneto passerà in area gialla. Ancora cronaca dunque, con la deposizione del primo testimone è iniziato oggi di fronte alla Corte d'Assise di Rovigo, presieduta dal giudice Angelo Risi, il processo per l'omicidio di Samira El Attar, la donna scomparsa a 43 anni il 21 ottobre del 2019 da Stanghella nel Padovano, dove abitava. La donna non è mai più stata ritrovata. Imputato di omicidio e occultamento di cadavere è il marito Mohamed Barbri, 41 anni. La figlia della coppia, una bimba di 5 anni, è stata affidata alla zia. A parlare oggi è stata Vilma Benettazzo, 81 anni, moglie dell'ex datore di lavoro del marito nell'azienda agricola di famiglia. È venuto qualche giorno dopo la scomparsa della moglie e ha raccontato, a dirmi che se fossero venuti i carabinieri a chiedermi dov'era quel lunedì mattina, di risponderle che lui era a tagliare legna vicino al capannone, ma gli ho risposto di no, che non dico bugie, e l'ho mandato via. Così ha detto la signora. A proposito di Samira, non si sarebbe mai allontanata senza la bambina, nemmeno per un'ora. Ha detto aveva bisogno di una mamma, non aveva amicizie, stava lì con me e mi raccontava tutto. Questo quindi nella prima udienza. E continuiamo a parlare di cronaca giudiziaria, perché dai numeri sui procedimenti rinviati nell'anno del Covid, alle riforme da mettere in campo, al caso Palamara, la Presidente della Corte d'Appello di Venezia ha tracciato oggi un primo bilancio sullo stato della giustizia, dati e riflessioni che anticipano l'inaugurazione dell'anno giudiziario, che sarà trasmessa domani su Antenna 3 in diretta a partire dalle 10:20. Uno tsunami, quello del Covid, che si è abbattuto anche sull'azione giudiziaria penale della Corte d'Appello di Venezia, al punto che sono stati rinviati il 96% dei procedimenti nel corso della prima ondata e del 41% nella seconda. A dirlo, anticipando l'inaugurazione dell'anno giudiziario, che sarà trasmessa in diretta nella nostra emittente a partire dalle 10:20 di sabato 30 gennaio, la Presidente della Corte d'Appello Ines Maria Luisa Marini. Sul fronte civile la Corte ha arginato i limiti dettati dal Covid, ha detto, grazie all'attivazione dei processi via web. Un'onda anomala di cui si sconteranno i riflessi anche nei prossimi anni. Lo tsunami dà proprio l'idea dell'onda che si accumula, perché naturalmente poi rallenta anche tutta la celebrazione degli altri processi, perché ci sono quelli già programmati e quelli nuovi che si aggiungono, ovviamente. Quindi avrà effetti devastanti, ma poi lei moltiplichi questo in tutta Italia. Problema che si aggiunge alla carenza del personale. La precarizzazione della giustizia dovuta alla circostanza che le risorse in termini di uomini e anche in termini di mezzi sono scarse. Io mi rendo conto che può apparire fastidioso, addirittura strumentale rispetto a una risposta inadeguata alla domanda di giustizia, questa lamentela, ma purtroppo è così. Io ho una scopertura di organico del personale amministrativo effettiva di oltre il 50%. Anno complesso per la giustizia anche alla luce dell'altro tsunami, quello interno alla magistratura, il caso Palamara, sulla quale faleva il Presidente Marini come opportunità per cambiare, che non è stata colta. Certamente la vicenda Palamara deve fare molto riflettere e io mi sarei aspettata una reazione
immediata e decisa. Al di là delle parole non è successo niente. La strategia adottata dal governo a proposito del Recovery Fund è un'offesa a una delle aree più produttive d'Europa. È l'attacco del presidente del gruppo Zaia in Consiglio regionale, Alberto Villanova, commentando le anticipazioni sul piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal Consiglio dei Ministri. Pur volendo lasciar perdere il fatto che le regioni non sono state coinvolte, continua Villanova, il piano ha deciso di concentrare il 67,4% degli interventi al sud. Per fare un esempio, spiega Villanova, il 60% dei 500 milioni di euro destinato ai fondi di garanzia per le piccole e medie imprese sono riservati al Mezzogiorno, il 73% dei 1.500 milioni di euro del Fondo Nuove Competenze e altre politiche attive del lavoro sono riservati al Sud, infine il 60% degli interventi per la sostenibilità dei processi produttivi e l'economia circolare sono destinati ancora al Mezzogiorno. Uno sbilanciamento di risorse inqualificabile, conclude Villanova. Ci avevano detto che il piano era nazionale, ma da quello che leggo è tagliato e cucito su misura solo di qualcuno, conclude il capogruppo. E parliamo ora di turismo in fortissima crisi, anche se ci sono dei segnali di ripartenza. Questa è la tendenza registrata dall'Osservatorio regionale, che oggi ha lanciato una nuova piattaforma. Il nostro auspicio è quello di una partenza che ovviamente è importante da subito, da quest'estate. Ovviamente non sarà il 2021 un anno record, ma la ripartenza non sarà nemmeno nel 2024 come qualcuno dice. Si professa un inguaribile realista l'assessore regionale al turismo Federico Caner, dipingendo un 2021 comunque di ripartenza, forse già da metà febbraio, con quello che resta della stagione invernale. Grazie al fatto che finalmente è stato approvato anche il protocollo per poter sciare in sicurezza proprio l'altro giorno in conferenza delle regioni. Ora attendiamo l'ok da parte della CTS e da parte del governo per permetterci di ripartire. Ripartire quindi è la parola d'ordine, e segnali di fiducia stanno arrivando anche dall'estero, come conferma il nuovo osservatorio del turismo regionale federato, ideato nell'ambito del piano strategico del turismo veneto, una piattaforma digitale chiamata Piazza dei Saperi, nella quale convergono ricerche e analisi. La tendenza attuale più significativa riguarda la curva dei prezzi. C'è la curva dei prezzi spuntati dalle strutture ricettive. Dal mese di marzo i prezzi ricominciano a crescere, che vuol dire che ricomincia ad esserci una domanda. Con la Regione anche Unioncamere, che da un lato guarda alla ripresa ma dall'altro rimarca la crisi attuale con i ristori che non arrivano. Se le certezze non ci sono, non si possono fare investimenti e non si può proiettarsi in un futuro imprenditoriale, e quindi cosa succede? L'impresa chiude, aumenta la disoccupazione e tante famiglie vengono messe nel lastrico. Questo non deve accadere. Nel 2020 sono stati 35 i capoluoghi di provincia fuori legge per polveri sottili PM10, con Torino maglia nera, seguita da Venezia con 88 giorni di sforamento e Padova 84 giorni. Questo emerge dal report annuale Maldaria di Legambiente. Ancora una volta Padova si trova sul non invidiabile podio delle città più inquinate d'Italia, ha sottolineato Lucio Passi, responsabile delle politiche antismog di Legambiente Padova. Per uscire dalla logica dell'emergenza in questa città, continua Passi, bisogna partire dalla revisione della politica della sosta. È noto che i parcheggi in centro attraggono traffico che altrimenti non attraverserebbe la città, ma si insiste su quelli e non sui parcheggi scambiatori con i mezzi pubblici all'esterno della città. Una notizia di cronaca che sta un po' commuovendo anche l'intera regione arriva dai carabinieri di Mirano, una storia di umanità e di comprensione. Pagano la cioccolata rubata da un nonno senza soldi che voleva regalarla ai nipotini. Una nota di dolcezza e compassione nel senso etimologico del termine, che riporta alla sofferenza che accomuna tutti e che arriva in un periodo in cui il bisogno di vicinanza umana si sente di più. È così che la cronaca diventa storia per riflettere, quella di un nonno che è stato pizzicato dai titolari di un supermercato di Mirano mentre usciva senza aver pagato le barrette di cioccolata che aveva preso dagli scaffali e che custodiva in tasca, un dono per i suoi nipotini che di lì a poco sarebbe andato a riprendere a scuola.
E allora l'affetto di un nonno che ammette di non avere i soldi per pagarle fa intenerire i carabinieri giunti sul posto, che considerando che i titolari del discount non avevano intenzione di presentare alcuna denuncia per furto, si sono limitati a richiamare l'anziano sulla gravità del gesto. Ma hanno fatto molto di più, hanno pagato loro i dolciumi destinati ai nipoti dell'uomo. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi. In chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci, il meteo. Bentrovati al meteo. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia. Nel weekend il nostro territorio sarà ostaggio del maltempo, ma vediamo insieme la previsione per sabato 30 gennaio. Sul Veneto la giornata risulterà piuttosto nuvolosa, con cielo spesso coperto. Al mattino avremo nubi basse e nebbie in pianura e nei fondovalle, locali parentesi più soleggiate invece in montagna. Dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata precipitazioni via via più diffuse, localmente intense, specie sulle aree sudorientali della nostra regione. Limite della neve fino a 900-1100 metri. Venti moderati nord-orientali. Temperature in lieve aumento, minime tra -3 gradi e 1 grado, valori massimi compresi invece tra i 5 e i 7 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà simile, con inizialmente molte nubi ma anche con qualche schiarita sui rilievi. Entro sera piogge un po' ovunque. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece sui 6-8 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove il cielo sarà nuvoloso ma in genere asciutto. Neve con il passare delle ore intorno ai 1000 metri. Temperature minime intorno a -1 grado, massime invece sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.